Un sabato di mercato molto tranquillo, ci raccontano i vari commercianti che comunque sono tornati qui con le loro bancarelle. Questo è il sabato di Prato della Valle, il mercato è stato tutto circondato, varchi di accesso controllati dagli uomini della protezione civile. Com'è andata stamattina? Poca gente, con scusa del corona, questo, 50%, metà? manca meno. Molto lento chiaramente, perché in quanto penso che la gente abbia un po' di paura ad uscire, con tutte le limitazioni che stanno in atto, quindi un po' lentino. Come lavoro è lento, molto lento, è una specie di pre-lockdown. Tutto tranquillo, molto tranquillo purtroppo. C'è poca gente, la gente ha paura, anche noi. Si viene perché si tenta, bisogna lavorare, però è dura, molto dura. Massimo rispetto delle regole da parte dei cittadini. Vedo gente molto corretta, passa tutta in entrata e in uscita, tutti con le mascherine, i bambini tutti a mano, tutto, no, molto corretti veramente. Gli avventori e i commercianti sono stati molto disciplinati, hanno rispettato le regole anti-Covid, quindi l'uso corretto della mascherina, distanziamento sociale e non ci sono stati assembramenti particolari. I padovani sono eccezionali perché faccio il giro ai mercati totali, devo dire che si comportano benissimo, non c'è nessuno senza mascherina, non ci sono assembramenti, ma veramente tutto bene, grande soddisfazione da parte mia.